molti di voi mi conosceranno. No? Aspetta, metto questa così almeno mi conoscete meglio. Ciao, io sono Crazy, ma per gli amici sono anche Salvatore. Il titolo è clickbait? Sì e no, ecco, dovete solo capirlo. Attenzione, non vi preoccupate, io e Alice non ci siamo lasciati. E neanche lei non farà più video qui, e neanche io non farò più video qui. Anzi, continueremo i nostri video. Ma vi devo parlare assolutamente di questa cosa, dell'evoluzione del canale. Quindi vi prego di prestarmi subito un minutino di attenzione per capire le sorti di questo canale e come procederemo. Intanto sono super contento di annunciarvi questo nuovo progetto. Purtroppo però i video con Alice caleranno un po', nel senso che non ne vedrete più una ogni giorno. Ne vedrete magari 2 volte alla settimana, 3 volte, 1 volta alla settimana. Infatti il canale da Alice Crazy diventerà Salvatore Sardo. Questo perché comunque Alice è molto impegnata, ma tra poco la sentirete parlare. Ed non ce la fa con i ritmi a fare un video al giorno perché sta studiando anche per la patente, per varie cose. Di conseguenza raga, il canale diventerà Salvatore Sardo ed entreremo a far parte tutti della Mad Family. Sono Crazy Mad, ma per voi ragazzuoli sono anche Salvatore Sardo, nome e cognome. Inizieremo a fare prank a mia madre, mio padre, mia sorella. Andremo a caccia di misteri, challenge di brutto. Signori, faremo le cose più pazze e assurde del mondo, come Crazy Mad sa fare. Detto questo, il 6 agosto partirò e andrò a vivere per un paio di giorni alla villa degli youtuber. Avete sentito bene, la villa di Cap, Matti, Zocti e Zerbi. Quindi insieme produrremo tantissimi video super divertenti e super adrenalinici. Ragazzuoli, le cose stanno cambiando raga, e preparatevi, restate attivi perché succederà il delirio. Non ho voluto fare un video triste perché comunque non c'è niente di essere triste. Vi volevo solo informare appunto di questo cambiamento da Alice Crazy a Salvatore Sardo. Ma non vi preoccupate, io e Alice rimarremo fidanzati, siamo fidanzati e continueranno i video insieme. Solo che vi voglio anche far entrare nella mia famiglia e vi voglio far divertire in tutti i modi possibili e non magari mancando ai video, perché comunque non ce la faremo mai a produrre ogni giorno video con Alice. Di conseguenza ragazzuoli, le cose andranno così: un giorno video con mia madre, un giorno andremo a caccia di cose horror nei boschi, un giorno mangeremo quintali di roba per sfondarci di McDonald's. No, quello no. Detto questo vi lascio ad Alice. Ragazzi, non preoccupatevi perché questa non è la fine. Semplicemente io sono un po' impegnata, un po' tanto impegnata, e quindi non riesco a fare un video al giorno. Però Salvo ha preparato già dei video che porterà nel canale, e quindi mi vedrete un po' meno attiva, però ci sarò comunque, quindi non preoccupatevi. Ha preparato moltissime cose. Assolutamente sì raga, io vi chiedo di supportarci al massimo in questo cammino, perché sapete i problemi che YouTube per ora ci sta dando in questo canale. Raga, supportateci perché presto arriveranno delle bombe assurde. Vi avevamo promesso e vi avevo promesso che ci sarebbe stato presto un animale domestico, e sta arrivando raga, si sta facendo grandicello. Verso il 17-18 agosto lo vedrete. Preparatevi perché sarà una bomba che nessuno si aspetta. Non è un cane, non è un gatto, non è nulla di molto normale. Ok. Detto questo, che dire, possiamo dire che il video termina qua. Noi vi ringraziamo per aver visto il video, questo video fino alla fine. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate con hashtag challenge, hashtag prank, hashtag mistero, e ditemi delle cose che posso andare a fare. Per esempio, hashtag mistero, vai nei boschi e cerca Samara, che ne so io. Non lo so, a caso. Challenge, mangia per 24 ore solo hot dog. Scherzi, butta un gavettone d'acqua da lì. Anzi, te lo devo fare. No, scherzo. Ma anche scherzo. no. Detto questo raga, vi vogliamo bene. I video continueranno e continueranno con il canale Salvatore Sardo, così posso fare anche video con tutta la mia famiglia e farvi divertire come voi sapete. Ciao!